Quasi così per caso in questi giorni ho scavato nel mio passato e cercando mi sono soffermato ad un cassetto importante dove nascondeva 1000 segreti, 1000 sogni. Chissà se quei sogni si sono realizzati. Erano dei sogni di un bambino che cresceva in una realtà molto difficile, dove ha vissuto una vita difficile, ma con tanta forza e tanta tenacia, con la voglia di arrivare a un solo obiettivo, quello di entrare nel cuore di tutti voi. Quanti bambini come me sognavano e sognano di realizzare i propri sogni? Ecco, allora io oggi cosa posso dirvi? Nella vita basta crederci. Ti guardi allo specchio e devi essere ottimista, sempre e per sempre. Non devi mai avere paura di niente e nessuno, soprattutto non devi temere niente, perché nella vita bisogna essere forti e crederci fino all'ultimo. Come dico sempre io, finché c'è vita c'è speranza. E la mia storia, ecco, parte così, inizia tutto da lì. Buona visione, un mini De Martino. Ecco come inizia la mia storia. Pomodorino dove venga a pigliare e se una favola mini con i capelli scialati tu sei magica ce ne andiamo girando per tutta la città e tutto quando succede lo si me perché sto con te 50 t'accompagno e non ti voglio lasciare.